Buon pomeriggio gentili signore e signori e benvenuti al Cesare Corner. Cesare, buonasera. Buonasera. Come stai? Giovanni, Buon pomeriggio, anzi, perché sono le esatto. 17, siamo rigorosamente in diretta, l'unica vera trasmissione divulgativa sull'arte moderna e contemporanea di Orler TV, l'unica trasmissione del tutto estranea al palinsesto commerciale. Allora, primo argomento, Mario Merz, che non è un ciclista, perché quando presentiamo Carracci dicono se sia o meno il fratello di Sì, Raffaello Morandi. Stessa cosa, sì. Allora, mostra di Mario Merz perché avevo scritto nel nuovo numero di Artein che è appena uscito, chiedo alla regia di mandare la copertina e l'altra copertina del numero. Un saluto Ecco. a Lorella Pagnucco Salvemini, la rivista dei cultori raffinati, dove tra l'altro una delle migliori penne è quella del nostro Cesare Orler. Esatto, poi a fine trasmissione voglio riprendere il discorso Artein per chiudere con un discorso molto importante. Allora ecco, in questo numero di Artein che è uscito da una settimana, 10 giorni, che è stato presentato alla Fiera di Padova, infatti, avevo scritto proprio un articolo sulla mostra di Mario Merz. Uno di quegli articoli che si scrivono prima che aprano le mostre, quindi se ne scrivono sia prima che dopo, però quando si ha ad esempio una rivista online dove ogni giorno si può mettere un articolo, allora ci si può permettere di fare solo articoli dopo che le mostre sono già state inaugurate. Quando si scrive su una rivista che esce ogni 2 mesi bisogna anche scrivere di mostre che verranno inaugurate magari dopo una settimana, 2 settimane, un mese. Quindi quando si scrivono questo tipo di articoli io mi trovo sempre più in difficoltà rispetto agli altri, perché devo scrivere di qualcosa che non ho visto e quindi posso utilizzare solo dati certi che già ho, come il titolo, il numero delle opere, però non l'allestimento, la qualità, eccetera. Ecco, la fatalità ha voluto che un mio caro amico Alessandro, che si è laureato da poco, come viaggio di laurea andasse proprio a Madrid e ha visto questa mostra di cui io ho scritto. Io non posso andare a vedere tutte queste mostre, no. E questo mio amico fatalità è andato proprio lì, prontamente mi ha inviato video e foto, e quindi siamo riusciti a ricostruire il percorso della mostra. Chiaramente, ecco, per professionalità non mi permetto di parlare di mostre che non ho visto di persona come se le avessi viste, Ti fa onore. come fanno tanti, quindi non posso giudicare l'allestimento, il catalogo, la dimensione, il clima della mostra perché non si può, però dalle foto e dai video posso capire quali opere ci fossero e in base a questo posso dire qualcosa sulle opere. Ecco, la mostra in corso di Mario Merz segue quella che aveva inaugurato all'Hangar Bicocca un anno fa, che era solo sugli glue. Questa è una mostra molto completa, diciamo che indaga praticamente tutto quello che ha prodotto Merz, dagli glue alle serie di Fibonacci al neon, alle grandi tele, ad esempio a quella capanna di cartone di cui c'è una gemella alla GAM di Torino che è stata da poco restaurata, c'è veramente tutto. Questa è una mostra che è stata inaugurata al Parco del Retiro a Madrid, durerà circa altri 3 mesi, quindi chiunque passasse come questo mio amico è più che invitato ad andare perché lì fanno solo mostre fantastiche. Quindi ecco, è bello il discorso di Merz perché è un artista intorno a cui si sta muovendo molto da diversi anni. Possiamo dire che, come tanti, ecco, c'è la moda di dire, io quando scrivo un post di qualsiasi artista, il primo che mi risponde dice è sottovalutato, c'è la moda di dire, sono tutti sottovalutati. Tutti. Ecco, Merz non è sottovalutato, perché si può dire non perché non valga quanto costa, ma perché costa tantissimo. Quindi ecco, ci sono tanti altri artisti dell'arte povera, penso a Gilardi, di cui si comprano opere a 1000 euro, che meriterebbero di essere veramente rivalutati, e ci sono artisti come Mario Merz che veramente costano quello che valgono, cioè tanto, si parla anche di 2 milioni di euro per un igloo grande, quindi di sicuro non è un artista abbordabile, ha prodotto molto poco, tolte i multipli meno importanti e secondari, tolte qualche carta, però i pezzi unici, quelli importanti come gli igloo, le serie al neon, le zebre imbalsamate, sono veramente poche. Ci sono artisti che hanno prodotto infinitamente di più, penso a Pistoletto. Pistoletto ha prodotto 10 volte più di Merz, quindi non c'è neanche paragone. Merz è un grandissimo artista. Questa mostra è interessante perché il titolo è Il tempo è muto. Allora io, quando, non avendo armi, non avendo frecce al mio arco, ho detto ok, iniziamo dal titolo, Il tempo è muto, mi è venuta in mente una celebre poesia di Ungaretti. Allora ho detto ok, iniziamo da quella, perché
avranno mai scelto Il tempo è muto, magari neanche lo sapevano che era una poesia, non lo so, in Spagna se lo conoscano Ungaretti, mi auguro di sì. Comunque in questa poesia è bella perché inizia descrivendo la situazione di un rematore stanco che si trova perso in questo canneto e si trova immobile. Immobile perché non soffia un filo d'aria, lui è in mezzo a queste canne alte, quindi non riesce a vedere un punto di osservazione, non sa da che parte debba andare e quindi si ferma a pensare ai massimi sistemi, a che cosa sia il tempo. Chiaramente non dà una risposta, non ci può essere una risposta. È bello perché hanno utilizzato proprio il linguaggio del tempo per parlare di Mario Merz, che il tempo l'ha elevato a protagonista di molte sue opere, pensando anche solo alla serie di Fibonacci che permea gran parte di tutta la sua produzione. La serie di Fibonacci è il tentativo di far diventare spaziale una sequenza numerica, ma allo stesso tempo lo spazio porta con sé il tempo, è chiaro questo. E è bello perché l'estensione spaziale e temporale che può avere la serie di Fibonacci è impressionante e lui questo lo fa nello sviluppo conico degli igloo, lo fa quando studia vari elementi naturali, lo riprende dalle pigne, dalle conchiglie, da tantissime cose che ci sono in natura. E questa credo sia una mostra molto interessante perché è di una completezza incredibile. Spero che anche in Italia facciano altre mostre a breve su Mario Merz, non solo sugli igloo, perché gli igloo sono molto facili da esporre, sono belli, hanno questi neon, sono performativi. E una cosa, ecco, spero di non leggere più, perché ogni volta che preparo queste cose io vado a leggere tutto quello che trovo su internet, online, varie riviste d'arte, ne ho letta una che mi ha lasciato molto interdetto. Ecco, io mi devo trattenere per non dire parolacce perché in TV non si possono dire, ma sto trattenendo molto. Questa persona che in una nota pagina d'arte ha associato l'igloo di Mario Merz, che era in mostra, che c'era anche all'Hangar Bicocca. Molti di questi igloo, che sono queste sezioni semisferiche, vengono penetrate da cunei. L'ha associato al lato sessuale. Allora, associare lato sessuale a Merz vuol dire che uno non so dove abbia letto la magari era un pervertito. Allora io tutti questi nipoti spirituali di Freud che devono vedere sesso ogni volta che vedono una bottiglia e 2 mele, io mi chiedo perché poi scrivono d'arte. Comunque lasciamo perdere. Sono sedicenti psicologi come sono tanti sedicenti critici d'arte. È una cosa impressionante. Quindi abbiamo il servizio. Chiedo alla regia di mandare il video, esatto. E rientriamo e cambiamo argomento. Questo magari è un argomento che qualche polemica potrebbe suscitarla. Mostra allora, degli impressionisti a Palazzo Zabarella, a Padova. Esatto, a Palazzo Zabarella. Questa allora è importante dire che è la terza mostra di una breve serie di mostre che è andata ad analizzare un tema interessante che è quello di collezioni private che sono poi diventate pubbliche attraverso alienazioni, donazioni, debiti, 1000 casi possibili. Diciamo che l'avevano preceduta una mostra su Gauguin della collezione Ordrupgaard della Danimarca, mostra spettacolare, la più bella delle tre. Era seguita una mostra di una collezione portoghese che era quella di Miró, che poi è stata acquisita dallo Stato portoghese. E la terza è questa mostra qua a Palazzo Zabarella che si intitola Van Gogh, Monet e Degas,
quindi come abbiamo visto per la mostra che c'era a Palazzo Roverella, Rovigo, come tantissime, si gioca sui 3 nomi più importanti della mostra. Specchietti per le allodole. Esattamente, che poi non vengono scelti in maniera arbitraria, fanno dei sondaggi su questi, si va in giro a dire di questi 20 artisti, dove mettono dentro artisti stranissimi anche, quali sono gli unici che conosci, mettono dentro questi e poi vedono che Van Gogh, Monet e Degas li conoscono anche nelle Filippine, quindi dicono ok, usiamo questi per fare un ragionamento sulla mostra. Sbandierando in prima pagina nel comunicato stampa che alla mostra prima avevano fatto 250.000 visitatori. Mi pare un po' eccessivo come dato. Sono tanti, ovviamente, con gli omaggi ovviamente non dicono quante erano le scolaresche di bambine sotto i 5 anni a cui hanno offerto il biglietto. Perché sai, c'era un signore che camminava sulle acque, moltiplicava pani e pesci e cambiava l'acqua in vino, ma ultimamente... Queste non le dicono mai. Comunque, no. Allora, diciamo che questa mostra come è stata affrontata? Allora, sono andati ad analizzare la collezione Mellon. I Mellon erano una famiglia americana tra le 3 più ricche d'America, quindi un potere d'acquisto devastante, compravano qualsiasi cosa gli venisse in mente, senza né se né ma, però sono stati veramente illuminati perché hanno comprato, non come fanno tanti adesso speculatori e non collezionisti che per dimostrare uno status comprano gli artisti quando sono arrivati già al picco del record e quindi non dimostrano di essere avanti, dimostrano di essere pieno di soldi. Chi è pieno di soldi può permettersi un ritardo, semplicemente, può permettersi di arrivare dopo e di prendere lo stesso le opere. Ecco, queste persone qua, nonostante la grande capacità economica, hanno collezionato artisti che all'epoca non voleva nessuno. È vero. Quindi questo dimostra che erano veramente avanti. Poi le cantonate le prende chiunque, in mostra c'erano delle opere non spettacolari, però ce n'erano tante altre che facevano drizzare i capelli veramente. A te, non a me purtroppo. E ti dico, allora, questa qui è una mostra che se mi chiedessero ti è piaciuta o non ti è piaciuta, allora, bella per la qualità delle opere, ma si poteva far molto meglio come allestimento, nel senso che questa non è una mostra su un artista e non è una mostra neanche su una corrente o su una serie di artisti, è una mostra su un collezionista, quindi il protagonista deve essere lui, non le opere. Certo. A partire da questo, come hanno fatto da poco per la collezione Guggenheim, che hanno fatto la mostra lei, ha inaugurato un mesetto fa, se il protagonista è il collezionista, l'ordine con cui si espongono le opere deve essere uno e uno solo, che è quello cronologico. Assolutamente. Cosa succede? Che quando ti insegnano che tipo di ordine fai, oltre a quelli più strampalati, i 2 più utilizzati sono o tematico o cronologico. Allora, ognuno ha il suo pro e il suo contro, però in base alla situazione si può scegliere quale dei 2 possa fornire un contributo più efficace. Nel caso di un ordine tematico, è bello perché si riesce ad accorpare in un colpo unico un tema e riuscire a capire gli sviluppi di quel tema e a circostanziarlo. Però si perde anche l'ordine cronologico in un tema, perché spesso un artista in parallelo manda avanti più cicli, quindi fa contemporaneamente ritratti, nature morte, battaglie, 1000 cose e quindi l'ordine cronologico salta. Nel momento in cui si faccia solo ordine cronologico e non tematico avviene la stessa cosa, perché io credo che il 99,9% degli artisti non sono coerenti nel percorso. Difficilmente, proprio perché spesso fanno opere che sembrano dei passi indietro rispetto al percorso e altre volte sembrano un passo avanti. Spesso vanno avanti e tornano indietro e quindi seguendo solo un ordine cronologico la gente si chiede ma come mai è arrivato fin qui, ora fa una cosa che va indietro? Perché spesso ci sono opere su commissione. Quindi gli artisti per lavorare su commissione devono magari ridipingere un lavoro di un ciclo di 20 anni prima e in un ordine cronologico ci si chiede cosa ci stia a fare quell'opera lì. In quel caso diventa importante la figura del curatore che in un allestimento può anticipare o posticipare la presenza di un determinato dipinto in mostra. Quindi ognuna ha il suo pro e il suo contro. Credo che forse la mostra più facile in ordine cronologico è su Mondrian, perché ha una coerenza talmente elementare che diventa quasi un giochino quando si spiega in università. Si dice guarda, melo in fiore e da qui in poi astrai sempre di più. Chiaro. Tolto Broadway, Boogie Woogie, il periodo americano che sembra un passo indietro, ma è tutto verso la sintesi. Ma tanti fanno salti avanti e indietro, è un po' più difficile. Nel caso di un collezionista però,
Qui hanno fatto un ordine tematico non c'entra niente, loro hanno detto ok, al collezionista piacevano tanto i cavalli, facciamo una stanza di cavalli, però un quadro l'ha scelto lui, un quadro il nipote, un quadro il fratello, un quadro la moglie, in periodi tutti diversi, quindi quello non è più il riflesso di un gusto di un collezionista che si evolve, è un accorpamento di cose che non c'entrano. Certo. Invece in un ordine cronologico si percepisce lo sviluppo di questo collezionista. Penso, ora sto leggendo il libro di Panza di Biuma, l'autobiografia che ha scritto Un collezionista ricorda, bellissima, e lui spiega proprio che il suo sviluppo verso una collezione non è mai stato lineare, è impossibile perché cioè, è divertente anche l'incoerenza, sarebbe noiosa la troppa coerenza, è impossibile esserlo. E lui dice, io ho comprato opere che dopo 2 giorni già mi stancavano e le ho rivendute, ne ho prese altre, sempre inseguendo il criterio del migliorare la sua collezione. E se non si segue un ordine cronologico, tutto questo, che è la dinamica più umana e più reale di una collezione, che non è un'equazione matematica che uno segue e compra il quadro, è anche fatta di un impulso, un amore a prima vista, ci sono 1000 cose, magari un amico che te lo consiglia, tu vieni influenzato e lo compri. E con un ordine cronologico tutto questo si riesce a bloccare, non si perde in giro. Poi, ripeto, per la mostra, ecco, la qualità delle opere era molto alta. Devo dire, ho visto i 2 Van Gogh più brutti che abbia mai visto in vita mia, veramente i più brutti del mondo. Però ho visto tra Renoir, Utrio e Degas delle cose da orangerie, veramente delle opere incredibili. Chiedo alla regia di mandare il video della mostra.
Guardate che gran bel regalo mi ha fatto il mio Cesare, mi ha portato la sua tesi di laurea che si intitola, a proposito di Venezia, l'attività espositiva di Tancredi Parmigiani nel contesto veneziano degli anni 50 e 60. Io chiedo alla regia di, se è possibile naturalmente, di fare un'inquadratura di questa copertina, perché questa è un'opera che dovrebbe essere pubblicata, e lo dirò al mio amico Carlo Motta. A proposito di Carlo Motta, poi ti lascio parlare ovviamente di Arte In e della Fiera di Padova. Sì. Io ti aspetto il 30, tu sai c'è la presentazione del CAM, certo. perché è mia intenzione, i relatori saranno il nostro direttore Fornara, il numero 2 del gruppo Cairo, Massimo Puglia, il direttore commerciale, Carlo Motta ed io, saranno circa 800 persone. Io ho intenzione di chiamare a me due persone che ho particolarmente nel cuore, tu e Maria Vittoria Marchetta. Allora, Fiera di Padova, com'è andata? Cosa hai visto? Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto? Allora, Fiera di Padova, come sempre una di quelle dove mi diverto di più, perché proprio per motivi geografici è un'occasione per incontrare tanta gente che poi mi scrive sui social, certo. E essendo a Padova ha modo di venire con più facilità, io stesso posso andare 1, 2, 3 giorni di fila, quindi è molto molto dinamica. La Fiera di Padova come quantità di visitatori è tra le prime 5 in Italia, quindi esatto. È molto molto visitata. Come potenza molto meno dei visitatori che ha, nel senso che quest'anno ha dimostrato di essere molto floscia, stanchissima. L'ho scritto proprio in un post che secondo me ha finito le cartucce, sta sparando a salve. Occorrerebbe un direttore artistico alla Cesare Orler, secondo me. Metterei la metà degli stand forse. Però ecco, tanti si sono lamentati della qualità, del fatto io stesso di aver visto anche in stand molto molto importanti opere che vedo da almeno 5 anni sempre le stesse appese nello stesso modo, e capisco che molte gallerie non è che possano vendere ogni giorno un quadro, però ecco, 3 anni di fila nella stessa fiera sempre lo stesso quadro in apertura, almeno spostalo. Se proprio non lo puoi cambiare, cioè, sono delle cose per cui non credo serva un genio per arrivarci. In ogni caso hanno puntato su questo e affari loro. Poi ho visto tutti quelli che hanno scritto hanno tratto le stesse conclusioni, quindi il giudizio è unanime nel condannare una fiera che non sta più procedendo. Una nota di merito è stata quella del padiglione 1 degli emergenti, perché ecco, preferisco non giudicare la qualità di chi è esposto, ma giudico l'allestimento. Rispetto all'anno scorso, dove gli emergenti erano stati praticamente nascosti rispetto alla fiera, quest'anno è stato dato una visibilità molto più alta, nonostante, ecco, da qui non se ne uscirà mai credo, ma anche per un discorso proprio di planimetria della fiera, padiglione 7 e padiglione 8, i due più grandi che si specchiano, e staccato in un posto anche un po' sperduto il padiglione 1, quindi per arrivare dagli emergenti bisogna volerlo, non ci si imbatte per caso, non c'è neanche un ingresso apposta, bisogna proprio attraversare tutta la fiera e andare proprio lì a cercarli, quindi già questo mette in difficoltà uno che li voglia vedere. Tolto questo, ecco, non mi espongo nel giudicare chi aveva esposto, perché per me tra lì e Paratissima fanno a pugni. In ogni caso è stata, ripeto, molto divertente come fiera, come sempre. Credo che abbia subito lo scotto, un'altra volta, ma quest'anno ancora più forte, di essere stata preceduta da una fiera che raggiunge il cielo, che è Artissima. Artissima è un confronto a distanza di 2 settimane e basta, troppo forte da reggere, cioè o appena dopo Artissima ci si mette MiArt, ma se ci metti la Fiera di Padova è chiaro che la gente non ne ha più. Anche galleristi che hanno esposto ad Artissima e hanno esposto qua, secondo me sono arrivati un po' stanchi, sono arrivati che avevano sparato le cartucce. Quindi vabbè, una fiera un po' così. Diciamo che per quest'anno quelle che andrò a vedere sono finite, aspetto il 2020 per vedere Bergamo, Bologna, MiArt e tutte le altre che aspetto con ansia. Ecco, alcuni hanno commentato su Facebook dicendo, tra cui uno, ma non faccio nomi, dicendo ma se anche le fiere grandi fanno fatica a vendere, come ci si fa ad aspettare, cioè come ci si può aspettare che anche quelle piccole vendano? Allora, fiera grande e fiera piccola si relazionano a due pubblici
diametralmente opposti, non c'entrano niente. Ci sono dei collezionisti che per fare i fighettini vanno al Mirt e pagano tutto il doppio. E trovano le stesse cose che trovano alla fiera di Padova, niente di più, niente di meno. Però comprarle a Padova e in centro a Milano durante la Milano Art Week eccetera ha un altro aspetto. Scelte loro, va benissimo, però i due pubblici sono completamente diversi. Tante persone hanno commentato e alla fiera di Padova non ci sono mai stati, vanno a Bologna, Torino, Milano, le altre non le degnano di uno sguardo. Invece i bacini di utenza sono diversi perché chi fa lavoro da galleria, e le gallerie sono le prime che comprano alle fiere, c'è poco da fare. Un gallerista come noi, come chiunque, non può girare tutte le gallerie d'Italia tutte le settimane per cercare opere. Va in una fiera, le trova tutte in un giorno e là cerca le sue opere. Certo. È chiaro che un gallerista che va a Miart non può comprare per la sua galleria, perché a che prezzo lo rivende? A un prezzo impossibile da raggiungere. Deve andare nelle fiere un po' più piccole perché i prezzi sono più bassi, gli affitti degli stand sono più bassi e è in grado di agganciare quelle opere. Quindi i pubblici sono diversi, collezionisti, galleristi, mercanti, pubblico, privato, eccetera, eccetera. Quindi bisogna stare attenti quando si dice ma una vende, una non vende, perché io ho visto edizioni della fiera di Parma vendere di più del Mirt, è inutile che lo raccontino, sono numeri questi, però tanti parlano e queste fiere non le hanno mai viste, quindi non importa. Ecco, in questi ultimi minuti un argomento che ti è a cuore, ma è a cuore anche a me, perché chi non ama Lorella Pagnucco Salvemini, chi non è affezionato ad Arte In con Arte, editoriale Giorgio Mondadori, la più importante rivista del settore, anche se nessuno me ne voglia, men che mai il mio presidente Urbano Cairo, ci sono penne all'interno di Arte In che sono superiori a quelle che io ho modo di leggere in Arte, editoriale Giorgio Mondadori. La prima è questa, non sto facendo campagne acquisti, ma insomma sarebbe il caso qualcuno di fare un ragionamento. No, ecco, volevo proprio dire in chiusura della trasmissione che Arte In alla Fiera di Padova ha presentato il nuovo numero. Che abbiamo tra l'altro. Esatto, che ecco, richiedo alla regia di mostrare la copertina, esattamente questa, e il retro di copertina di questo numero. Ecco, fantastico. Lorella ha optato per una scelta molto molto pregevole che io ho apprezzato infinitamente, che è stata quella, oltre di darmi la possibilità al talk show di Arte Padova di parlare della situazione di Venezia e tutto quello che è successo, ha deciso che tutti gli abbonamenti di Arte In della fiera, da qui alla fine dell'anno, quindi fiera e non fiera ma con gli stessi prezzi, saranno devoluti a Venezia, tutto quello che incassa Arte In. Questa è una cosa che ho visto fare solo da Arte In, e gli stand delle riviste ad Arte Padova non era una, c'erano più di 15, l'ha fatto solo Arte In e per questo bisogna rendergliele merito, perché dicevo sempre è troppo facile parlare, commuoversi e fare la lacrimuccia, quando è ora di dare un contributo che sia tempo, fatica, soldi, qualsiasi cosa, tutti con le mani in tasca si girano dall'altra parte. La Lorella ha agito, l'ha fatto presente in questo convegno alla Fiera di Padova e quindi io la stimo troppo per questo, perché non l'ho mai visto fare. Benissimo, allora regalatevi e regalate per Natale un abbonamento ad Arte In. Potete trovare tutto quanto vi necessita in internet, ma soprattutto potete chiamare alla fine della trasmissione tra qualche istante Cesare Orler, naturalmente allo 0 41 63 12 40, 0 41 63 12 40, per avere informazioni su questa nobilissima iniziativa di una donna straordinaria, anche grande scrittrice, pochi lo sanno, Lorella Pagnucco Salvemini, una penna tra le più interessanti oggi da leggere, ma soprattutto una donna con un cuore d'oro che, nonostante abbia trasferito la sua redazione in Versilia, non dimentica la sua città, Venezia. E allora tutti regalatevi e regalate un abbonamento ad Arte In, costa niente e si possono aiutare non solo le biblioteche, i luoghi culturali di Venezia, ma la gente di Venezia, così duramente
colpita da questa sorta di apocalisse. Allora, la puntata, l'ennesima puntata del Cesare's Corner volge al termine. Chiunque volesse, e vi posso garantire che i primi 10, 15, 20 minuti del venerdì delle follie i telefoni squillano soltanto per un motivo, non per le opere esposte, ma per parlare con Cesare Oller. Chiunque volesse, dicevo, parlare con Cesare, 041 63 12 40, ancora un quarto d'ora sarà qui presente, o i suoi contatti che spero e credo la regia abbia mandato in onda, Facebook e Instagram. Io ti aspetto venerdì, cioè alla vigilia della presentazione nella sede storica in via Solferino del Corriere della Sera del catalogo dell'arte moderna, e state tranquilli che avrà uno spazio, perché me lo sono ripromesso, perché bravi sono quelli che danno una possibilità ai giovani quando i giovani aspettano una possibilità e non quando li incensano, come mai nel caso di Cesare sono già arrivati. Io ti stringo la mano, ti abbraccio. Giovanni. No, ti ringrazio io per questo dono meraviglioso che terrò tra le cose più care, me lo porterò nel mio studio e ti aspetto naturalmente a venerdì. Mi raccomando, chiunque volesse parlare con Cesare lo trova al centralino 041 63 12 40. La sigla, prego.